Hanno spaccato una porta per entrare e è suonato l'allarme, quindi le telecamere. Il personaggio, perché una persona si tratta, perché le telecamere lo inquadrano molto bene, un straniero probabilmente, perché occhi a mandorla, carnagione olivastra, niente, va verso la cassa, ruba quei pochi spicci che sono soliti lasciarsi come fondo cassa. Poi va a prendersi delle bottiglie di vino dal frigo, così si evince dal video. Ennesimo furto all'Amelia Romana, ristorante tra via Milanese e via Giustizia a Mestre. Anche questa volta i danni sono stati maggiori del furto subito e il titolare è ormai oltre l'esasperazione. Nonostante le telecamere, le cui immagini sono al vaglio della polizia, e l'allarme, la situazione non cambia. E qua parliamo di rubagalline, di microcriminalità, di gente che va a spaccare e ti crea dei danni per rubarti €1 per una birra. Secondo Serpente si potrebbe iniziare con soluzioni semplici per arginare il problema. Cercare un qualcosa che faccia pagare, spiare le pene a questi soggetti, per questi reati minori. Quindi potrebbe essere uno sfalcio erba nelle scuole, negli ospedali, andare a pulire gli argini, scontare in questa maniera la pena in maniera tale che la comunità ne traga beneficio. Almeno qualcosa gli si fa, se no non gli si fa proprio nulla, perché dopo una serie di reati qua gli si dà un daspo e questi ci ridono sopra. Potrebbe esserci un regolamento di conti nel mondo della droga all'origine dell'accoltellamento avvenuto a Bibbione, in cui un 24enne di origine kosovara è stato colpito alla spalla dopo essere stato accerchiato e poi portato d'urgenza nell'ospedale di Mestre con l'elisoccorso, dove è ricoverato ma fuori pericolo. All'indomani dell'accoltellamento tra via Orsa Maggiore e via del Sagittario, qui sul luogo ci sono ancora le garze che sono state utilizzate, delle bottiglie d'acqua e una maglietta, ma il comandante della polizia locale rassicura residenti e turisti. I primi ad arrivare sul posto sono stati proprio gli agenti della locale, raggiunti dai carabinieri, che stanno esaminando le immagini del circuito di videosorveglianza e cercherebbero almeno 3 persone. Ovviamente la situazione sarà attentamente monitorata anche dalle pattuglie di polizia locale. Ieri la polizia locale è intervenuta per prima sul posto, nel giro di pochi minuti è intervenuta contestualmente con i soccorsi del 118. Questo a rappresentare appunto la costanza e la presenza nel territorio delle pattuglie su un orario che garantisce la presenza, diciamo, dalle 7:30 di mattina all'1:30 di notte. Il servizio è svolto attraverso pattuglie automontate, motomontate e pattuglie appiedate che coinvolgono i controlli in zona arenile e lungo la ciclabile che si frappone tra l'abitato e la spiaggia. Il 24enne non sembrerebbe né residente né domiciliato a Bibbione e la sua permanenza in città non dovrebbe essere legata a motivi di lavoro o alla stagione estiva. Dai primi accertamenti si parla di una persona senza fissa dimora. E mentre i carabinieri indagano, il vice sindaco evidenzia come la località balneare sia controllata e sicura. Non è un episodio, 2 episodi, mi sembra che sia il secondo in 3 anni accaduto che ci possono preoccupare. Questo non vuol dire che non li consideriamo, anzi ci permettono di alzare ancora di più l'asticella dell'attenzione. Abbiamo rinforzato i comandi di polizia locale, da domani la stazione Carabinieri avrà un organico che è più del doppio rispetto al suo organico originario, quindi cerchiamo di controllare il territorio nel miglior modo possibile. Del caso è stato informato il magistrato del Tribunale di Pordenone. Lo scontro con un trattore di fronte a questo distributore sulla Postumia non gli ha lasciato scampo. Alle 7 di mattina la vita di Kevin Laster si è drammaticamente interrotta a 31 anni mentre andava al lavoro in moto. Siamo in località Pradipozzo, in territorio comunale di Portogruaro. Kevin arrivava da Cintocao Maggiore, dove lui, originario di Belfiore di Pramaggiore, si era trasferito da poco e viveva assieme alla compagna incinta e ad un figlio che non ha ancora 2 anni. Alla guida del trattore che stava svoltando verso il distributore c'era un agricoltore di 40 anni. Sindaco, lei conosce entrambe le persone che sono rimaste coinvolte nell'incidente? Purtroppo sì, sono sia le persone, le famiglie, sono
il ragazzo vittima, il giovane vittima è di Cinto, l'altro ragazzo è comunque di un comune vicino, ma è legato alla nostra popolazione anche per vicinanza, per scuole, per tutta una serie di occasioni lavorative e anche ricreative, quindi di fatto è una tragedia in casa. Cosa sia successo esattamente potranno stabilirlo solo le indagini dei carabinieri. L'unica certezza è che ogni tentativo dei sanitari di salvare il giovane è risultato vano. Con poco più di 3.000 abitanti, Cintocao-Maggiore è un luogo in cui ci si conosce tutti, così come il sindaco Gianluca Falcomer conosceva Kevin. Ho visto crescere e me lo ricordo in tutte le fasi in cui insomma ha frequentato le scuole, il GREST, come è cresciuto, ho visto quando ha iniziato a mettere famiglia, lavorava nel supermercato qui vicino al municipio prima di andare a lavorare alla Cesar, dove poi si stava recando stamattina per andare a lavorare, dove nel percorso è accaduta la tragedia. In questa zona sono stati fatti molti sforzi per aumentare la sicurezza stradale. Vicinissimo al luogo dell'incidente, la rotonda di Pradipozzo è stata realizzata e inaugurata meno di un mese fa, poco prima del passaggio del Giro d'Italia, proprio allo scopo di mettere in sicurezza un incrocio molto pericoloso. A Cintocao-Maggiore le carreggiate di Via Roma, la strada che divide la chiesa dal municipio, sono state strategicamente ridotte per limitare la velocità delle auto. Oggi rimane solo il dolore per una tragedia immane che ha scosso l'intera comunità, una comunità in lutto. Come amministrazione, come ente, saremo vicini alla famiglia per capire tutto ciò che è necessario per rendere, un po' lenire un dolore che comunque non scomparirà mai, ma siamo qui. Stavolta sarete voi giornalisti ad aiutare a far liberare Alberto, in prigione da quasi 7 mesi. Si deve parlare di mio figlio, come si è fatto per altri italiani che fortunatamente, grazie anche al clamore mediatico, hanno fatto il ritorno a casa. Vi prego, non stancatevi di parlare di Alberto, finché non me lo porteranno a casa. Sono certa che chi ha il potere di far liberare mio figlio, con una forte pressione mediatica, si adopererà senza più tentennamenti. Alberto era, e uso l'imperfetto perché dopo 6 mesi e mezzo di prigionia non so come sarà ora, un ragazzo normale, sereno e pieno di ideali. Parla per la prima volta in una conferenza stampa ufficiale davanti ai microfoni, conferenza rivolta a tutti i giornalisti, Armanda Corusso, la mamma del cooperatore italiano in carcere in Venezuela da 7 mesi, ingiustamente arrestato e non ancora liberato. Lo fa per la prima volta da quando nel gennaio scorso è stata fatta conoscere a tutti la vicenda del nostro connazionale, originario del Lido di Venezia, arrestato 2 mesi prima, il 15 novembre 2024, in Venezuela, dove si trovava in una missione umanitaria. Ho chiesto un visto per andare a Caracas, in Venezuela si può andare per turismo, esonerati dal visto d'ingresso, ma io chiaramente andrei per affari e quindi bisogna che chieda un visto per affari. Mi hanno chiesto 80.000 documenti, assicurazioni, certificati, ho fatto tutto quello che c'era da fare e poi non mi hanno più chiesto niente. L'incontro è stato organizzato insieme alla famiglia di Alberto proprio dall'associazione Articolo 21. Tra gli altri presente anche la deputata veneta Rachele Scarpa. L'appello di Don Luigi Ciotti. L'ultimo pensiero al presidente Maduro. Si professa cattolico, ma la parola di Dio è una parola che invita a metterci in gioco, a rispettare la dignità, la libertà, i diritti delle persone. Dio non può essere manipolato per altri giochi e per altri interessi. Signor Presidente, vivi questa parola. Metti una mano alla tua coscienza. C'è un italiano che è prigioniero da mesi senza nessuna colpa. Non c'è nessuno spazio per Jeff Bezos, non c'è nessuno spazio per gli oligarchi, non c'è nessuno spazio per chi compra questa città per eventi di lusso e per il proprio tornaconto.
Per questo gli attivisti della piattaforma No Space for Bezos, creata dai collettivi veneziani per contestare il matrimonio del miliardario statunitense che si svolgerà a Venezia dal 24 al 26 giugno, hanno appeso sul campanile di San Giorgio un enorme striscione col nome Bezos barrato da una X. Azione che invita la città a un'assemblea venerdì 13 giugno alle 18 in Erbaria Rialto. Per le mobilitazioni di quest'estate, per fare 3 giorni di accoglienza a Jeff Bezos quando verrà qui con tutta la sua truppa a ancora una volta comprare questa città, quindi ci vediamo venerdì. I collettivi contestano sia la logica di Venezia come teatro di grandi eventi in sequenza, sia la figura di Bezos, colpevole a loro dire di aver creato un business che si basa su emissioni che aggravano la crisi climatica e compressione dei diritti sindacali. A questo non si è fatta attendere la reazione indignata del sindaco Brugnaro. Adesso chiedi scusa, spero che probabilmente non verrà più, spero che venga ancora. Ma lei crede che cambi idea? Se non viene, andate a suonare ai centri sociali e al PD. No, intanto cominciamo a dire che rischiamo che non venga, diciamolo. Agli elettori del PD, quelli normali, sappiate che a Venezia siamo in mano a una deriva assurda. Ma lei al suo posto cambierebbe idea? Ma forse per far rabbia a loro no. Verrei volentieri, anche perché sa che la città lo attende volentieri, è una bella città, è normale anche che un personaggio così possa avere anche gente che cerca visibilità ai danni suoi. Questi cercano solo visibilità loro, pensano, non sai che esistono questi qua, sti 40, 30 doc se andai sul campanile, se no non sai che esistono e li lasciano fare perché hanno paura, tutti hanno paura, allora questa è violenza. È inaccettabile che si facciano le proteste contro un signore che è uno degli uomini, o forse il più ricco al mondo, che sceglie Venezia per sposarsi. E quindi andare lì a protestare contro chi ci porta ricchezza è una vergogna. È una condanna ferma, senza se e senza ma, quella lanciata dal presidente della regione Luca Zaia durante un evento in un'azienda di Conegliano all'azione che il neonato comitato No Space for Bezos, nessuno spazio per Bezos, ha messo in atto dal campanile di San Giorgio. Nel mirino il matrimonio da 1001 notte che il proprietario di Amazon festeggerà a Venezia tra il 24 e il 26 giugno. Per Zaia, come per l'amministrazione comunale, un grande evento che dà lustro alla città. Per il comitato invece la riduzione di Venezia ad un locale da affittare al miglior offerente. Purtroppo dopo i no Mose, i no TAV, eccoli che arrivano i no matrimoni. È purtroppo per alcuni un'occasione di visibilità, in particolare per i centri sociali, per tornare alla ribalta e farsi fare qualche articolo sulla stampa internazionale. Dopo il raid a San Giorgio, il sindaco Luigi Brugnaro si è domandato in quale città si faccia un comitato contro un matrimonio, aggiungendo che si vergogna di queste persone e che bisognerà chiedere scusa a Jeff Bezos. Con un patrimonio stimato vicino ai 207 miliardi di dollari, l'uomo più ricco del mondo dopo Elon Musk. A Bezos i manifestanti contesteranno sia la gestione aziendale dei dipendenti che gli appoggi politici negli Stati Uniti. Una protesta inutile nel migliore dei casi, se non peggio, secondo l'assessore al turismo Simone Venturini. Non porta nulla a Venezia se non danno d'immagine. Passa l'immagine di una città che vuole respingere, che vuole allontanare tutti, che non è attrattiva per gli investimenti. Le polemiche che si consumano anche attorno al matrimonio di Jeff Bezos riportano nuovamente al dibattito sullo sviluppo economico scelto da Venezia negli ultimi decenni, piegato secondo i suoi detrattori alla logica del grande evento, del turismo sfrenato che spopola la città e offre solo lavoro precario, votato viceversa allo sviluppo e all'internazionalità per i suoi sostenitori. Sentire addirittura che qualcuno sta programmando come quei lazzaroni di Barcellona le pistole ad acqua contro i turisti, a me non sembra che questo sia fare un danno ai turisti, se fare un danno al Veneto. Sono stati almeno 3 gli scoppi fortissimi nella trattoria Bea Storia di via Levantina a Jesolo. Poi le fiamme sono divampate in pochi secondi, raggiungendo la palazzina dove c'erano circa una ventina di persone, soprattutto giovani, che dalla terrazza gridavano e chiedevano aiuto. Sono intervenute diverse squadre, l'incendio è stato importante, ha coinvolto oltre che il piano terra anche i 2 piani sovrastanti. E infatti abbiamo dovuto provvedere all'evacuazione dei 2 piani, circa 20 persone, era una residenza di ragazzi. E le cause sono in fase appunto di accertamento, non sappiamo ancora
di preciso cosa sia successo stiamo valutando, ne avremo ancora per un bel po'. Per fortuna siamo riusciti nel contempo a estinguere le fiamme e a mettere al sicuro le persone che non riuscivano ad uscire dal vano scala in quanto era coinvolto dalle fiamme e quindi hanno dovuto evacuare dalle finestre. L'ULSS 4 ha adottato un piano di maxi emergenza con ambulanze da Jesolo, San Donà e Cavallino. 10 feriti, tutti lievi per fortuna, sono stati trattati rapidamente tra gli ospedali di Jesolo e l'ospedale di San Donà. Abbiamo allertato anche l'elisoccorso, ma fortunatamente non vi è stata la necessità di far intervenire il mezzo. Il locale, che al momento dell'incendio era chiuso, è stato posto sotto sequestro. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, dolo compreso. La società Italgas, che gestisce la rete nella zona, nel frattempo ha effettuato i primi accertamenti sul contatore e gli altri impianti di pertinenza che servono la struttura e sono risultati integri e non coinvolti nell'evento. A distanza di parecchie ore è ancora fortissimo l'odore di bruciato che proviene dal locale che ieri sera ha preso fuoco. I residenti della zona sono ancora sotto shock. Così come i ragazzi che hanno vissuto quell'incubo da cui non sapevano se sarebbero usciti vivi. Alcuni di loro in mattinata erano lì fuori ad attendere che i vigili del fuoco gli portassero abiti ed effetti personali, vista l'inagibilità degli appartamenti messi a loro disposizione dal titolare dell'albergo per cui lavorano come stagionali. Il sindaco, che poco dopo l'incendio si è immediatamente recato sul posto col vice sindaco, continua a monitorare la situazione. Sarebbe potuta diventare una vera e propria strage, in attesa che ovviamente le autorità facciano gli approfondimenti del caso per capire l'origine di questo incendio. Di certo siamo molto scossi perché è un evento che, come dicevo, poteva trasformarsi in una vera e propria strage, ma penso che gli interventi istantanei che sono stati garantiti dalle forze dell'ordine e dalle forze di soccorso hanno sventato il peggio. Ho sentito un'esplosione e dopo poco fiamme. Ha avuto paura? Per loro sì. A me ha dato un'impressione che ci fosse stato un incidente, perché ho sentito come schiacciare delle lamiere e poi subito dopo un gran botto, ma il botto non è stato uno solo, sono stati più di uno. E poi sono arrivati i pompieri e anche quando erano quei pompieri ci sono stati diversi botti. Sconvolgente? Sconvolgente, io sono ancora presa dall'accaduto. Tanti urlavano, dicevano uscite fuori, andate via, però le fiamme erano alte, molto alte. Poi per fortuna sono arrivati i pompieri, hanno domato il fuoco, hanno messo la scala e solo un po' alla volta sono riusciti a portarli in salvo tutti quanti. E l'esplosione è partita da dietro, che lei è mia figlia, è venuta a chiamarmi di cosa, papà, guarda che è successo, si stava prendendo fuoco, ma il fuoco era leggermente, era neanche 1 metro, nel giro di 1 minuto si è propagato, una seconda esplosione e poi è iniziato, in 3-4 minuti è arrivato proprio, 5 minuti era proprio preso il fuoco tutto qua. Il panico era appunto che questi ragazzi, una quindicina, erano tutti sopra, bloccati. Ho paura, poveri. E mi facevano pena. Io non ho mai visto un disastro così. Ancora paura e grido di Venezia, un nuovo allarme per la manutenzione del verde pubblico. Un grosso e pesante ramo di albero si è staccato improvvisamente nelle scorse ore, schiantandosi al suolo in assenza di vento e in normali condizioni meteo. Il ramo, pesantissimo, ha ostruito tutta la pista ciclabile e una parte del marciapiede, come siamo in grado di mostrarvi in queste immagini in esclusiva. È successo in via Malamocco, pochi metri dopo Piazzale La Fontaine, tra la zona di Cabianca e quella delle Terre Perse. Per fortuna, in orario notturno, alle prime luci dell'alba,
Nessuno stava transitando in quel momento nella zona, altrimenti sarebbe stata un'altra tragedia. Così il capogruppo del Partito Democratico nella municipalità del Lido e Pellestrina, Danny Carella. Il Lido e anche Pellestrina sono due isole ricche di verde, ricche anche di verde pubblico. È un verde pubblico storico, al Lido alcuni alberi hanno decine e decine di anni e per cui hanno necessità di essere costantemente monitorati e costantemente curati. Prima l'albero colorato a Piazzale Roma lo scorso 2 giugno, poi quello caduto al Lido in via Lepanto, ora questo nuovo episodio. Certamente per il verde pubblico in città non è un momento molto fortunato e richiama delle analisi. La reazione a eventuali cadute accidentali o dovute a mancata cura di qualche alberatura non può certo essere quella di tagli indiscriminati, ma deve essere quella di aumentare il personale che si occupa del monitoraggio di queste piante. Dopo il crollo di quest'ultimo ramo sono intervenuti sul posto i pompieri e gli addetti al verde pubblico. Quest'ultimi hanno anche tagliato un altro ramo proprio di fronte a quello che era precipitato. Va fatto un lavoro serio e un aumento dell'attenzione è necessaria alla luce di tutto quello che è successo. È evidente che quella è una prova che non bastava l'attenzione che veniva data a queste alberature, ne va data di più.